Amici di Radio Guest, ben ritrovati, buon fine settimana e soprattutto un ben ritornato, un welcome back ad Antonio Iossa. Ciao Antonio. Ciao Igor, ciao Radio Company. Noi ci siamo già visti poche settimane fa, abbiamo parlato di Magride, questo importante appuntamento di corsa nella steppa, ci sono successe tantissime cose, tantissimi DPCM, tantissime ordinanze sono arrivate, poi sono state tolte, insomma hanno creato un bel po' di problemi, soprattutto agli organizzatori e soprattutto a te, però tu hai tenuto duro e il 29 di novembre Magride nel 2020 ci sarà, dico bene? Sì, Igor, dici bene, siamo riusciti a tenere duro, a leggere tutto ciò che i nostri governanti hanno scritto. Non c'è soltanto Antonio, mi permette di ribadirlo, Antonio è il presidente, sì, ma ci sono un vicepresidente, consiglieri e segretario, siamo un gruppo con tutti gli amici collaboratori legali e commercialisti e ho la fortuna di avere dei buoni consulenti di avvocati. Sì, siamo arrivati a questa gara finalmente e non vedo l'ora che arrivi il 29 mattina, ore 9:30, per dare lo start a questa corsa che secondo me deve essere liberatoria. Scendiamo nel particolare. Innanzitutto ci troviamo esattamente dove, così spieghiamo anche dove si svolge Magride e dopo naturalmente ti chiedo quali sono i protocolli da seguire, i regolamenti da seguire per Magride 2020. Dove si corre Magride? Pordenone, provincia di Pordenone, nella steppa, infatti correndo per la vita nella steppa, Magride, nei Magredi della provincia di Pordenone. È una bella avventura, io mi permetto sul dettaglio, ti rubo ancora 30 secondi. Perché riusciamo a fare questa gara? Chiariamo questo concetto perché voglio che poi gli ascoltatori e gli amici che vedranno anche la diretta video non possono dire ma guarda gli sbuffoni. Magride dice il DCPM, decreto Presidente del Consiglio dei Ministri, che del 6 novembre, se sei una gara nazionale, internazionale, riconosciuta, CONI, federazione, patrocini, eccetera, la puoi svolgere. Allora, Magride è una gara che in 13 anni, e qui casca all'asino, la 13ª edizione nel periodo del Covid, cioè i due a braccetto, bellissimo, e è una gara internazionale perché gli atleti che hanno partecipato, arrivando da tutto il mondo, e dico tutto il mondo, i più lontani arrivati dal Marocco, Germania, Francia, Svizzera e quant'altro, anche quest'anno c'erano una ragazza scritta dalla Francia, di una qualità di atleti che ha permesso a Magride di dire ok, sei una gara di un certo rilievo. L'organizzazione supportata, mi permetto di dire, in qualità eccellente, ce l'hanno sempre confermato tutti gli atleti che hanno partecipato, ha un riconoscimento CONI, tanto di patrocinio a firma del presidente Malagò, riconosciuto dalla regione, riconosciuto dagli altri comuni del territorio dove Magride passa, perché attraversa nella 100 km, attraversa 6 comuni, certo. E dall'Aiuta, che è una federazione che quest'anno poi aveva assegnato il campionato italiano alla 100 km. Noi purtroppo nel passare dei mesi abbiamo dovuto ridurre, arrivare a un 30 km pur di dare un segnale di vita alla nostra speranza. Quindi, detto ciò, Magride partirà alle 9:30 domenica mattina 29 dall'Eurosporting, ed è giusto che sia ben chiaro, a Pordenone, in un club di tennis. Allora, i protocolli abbiamo fatto riletto ed è giusto che quando gli atleti arriveranno, grazie a MySDAM, segue tutte le iscrizioni, invito a tutti gli iscritti, 180 persone, noi abbiamo messo massimo un numero di 200, come comportarsi per quanto arrivano. Sanno che non possono entrare con delle borse, possono cambiare, non possono fare la doccia, quindi gli atleti arriveranno, dovranno misurarsi la febbre, ci sarà il personale della Croce Rossa con gli amici dei CB, loro devono consegnare dei documenti che gli abbiamo inviato tramite MySDAM, dell'autocertificazione, che da 14 giorni non hanno avuto problemi di salute, quindi entreranno in questa struttura chiusa, mascherine, distanziamento. Dopodiché gli atleti saranno chiamati a gruppi di massimo 5 persone distanziati, partiranno a 5 a 5 ogni 40 secondi, arriveremo anche a un minuto in base a come anche un po' la tipologia del momento, quindi per i primi 600 metri non potranno togliere la mascherina.
dopo i 600 metri, la conservano con loro, fanno il percorso dei 30 km, torneranno indietro, indosseranno la mascherina, avranno subito il pacco alimentare, chiamiamolo così, questa busta con dentro un'alimentazione, e potranno accedere all'esterno dell'Eurosporting. Rimarranno soltanto coloro che dovranno essere premiati, uomini e donne. Tutti gli altri purtroppo dobbiamo essere così rigidi per la salute di tutti quanti, devono poi tornare a casa, ma neanche i parenti e gli amici potranno accedere a questa struttura. Sarà un'edizione da 100 a 30 km completamente rivoluzionaria, però nel loro compenso avranno tutti un'adeguata attenzione, un adeguato applauso, e dovranno lasciare il posto. Poi le classifiche e i diplomi si collegheranno dentro il sito e guarderanno l'ordine di arrivo e il tempo. Tutti coloro che saranno presenti a correre non guarderanno se è arrivato primo o decimo o 180esimo, ma vorranno dire: io c'ero, abbiamo dato un segnale che si può continuare a vivere rispettando le regole. È proprio questo che ti volevo dire. Magride quest'anno dà un esempio a tutti, anche ai governanti, che si può fare, si può svolgere mantenendo e rispettando le regole. Abbiamo parlato Eurotennis, abbiamo parlato che si parte domenica alle 9:30, abbiamo parlato di tante cose, dell'arrivo, delle premiazioni, ma non ci sarà pubblico, però si potrà svolgere l'edizione. Purtroppo quest'anno va così, quella del prossimo anno invece ci sarà il pubblico, ovviamente ce lo auguriamo, ne siamo sicuri, però dobbiamo fare assolutamente. Ci sarete anche voi, mi auguro che ci sarete anche voi. Noi ci siamo, se tu ci vuoi, noi ci siamo, non c'è problema. Molto bene, molto bene. Tu sai che dovevamo fare poi una tavola rotonda, dovevamo fare una degustazione, abbiamo annullato tutto ciò che era il contorno, perché Magride vuol dire promuovere il territorio, far conoscere questo posto bellissimo, che la gente che ogni volta che arriva da tutta Italia e dall'estero rimangono incantati e veramente stremati, quindi cerchiamo di tenere botta il più possibile fino a domenica sera. Ricordiamo che i Magredi proprio per la vegetazione è conosciuta in tutto il mondo ed è unica, quindi è una rarità veramente unica, anche per questo è molto suggestivo viverla, correre. Andiamo verso la chiusura. Ovviamente io sempre lascio agli ospiti un punto di vista, a parte sulla situazione in generale, ma anche proprio sull'evento, e chiaramente se ci sono dei ringraziamenti, Antonio, li puoi fare. No, io chiudo velocemente, però mi devi permettere una cosa. Tu hai detto una cosa importante: i Magredi è un territorio unico nel mondo. Molte volte noi abbiamo visto quei bei film western con questo cespuglio che rotola in questa polvere. Non so se tu hai avuto mai hai visto un film con queste scene. Beh, raga, esiste quella pianta, esiste, e nei Magredi io quando l'ho visto con i miei occhi, che tutti mi dicevano guarda che c'è, dico finché non la vedo non ci vedo, sono rimasto incantato, vedere rotolare, e quando rotola vuol dire che poi si è essiccata, e quindi questo rotolare semina poi i fiori, ma è una cosa strepitosa e bellissima. No, io ringrazio tutti i collaboratori, tutti dal primo all'ultimo, tutto il direttivo, ti posso fare anche tutti i nomi, ma non li voglio fare perché come al solito poi si dimentica di qualcuno. Ringrazio i testimonial della gara, e come tu sai c'è anche il non vedente che corre la gara, ma ringrazio soprattutto tutti i nostri sponsor. Io non è cosa bella ringraziarli, ma certe volte bisogna dirgli grazie, perché signori, mettersi in gioco in questo momento dove le aziende hanno difficoltà e ci hanno mandato i loro prodotti, cioè io dico grazie alla regione e a tutti i comuni che ci hanno del patrocinio, ma dai, faccio una cosa che non si fa: Grosmi, Maumacia, che è il succo di mela, l'acqua d'alone, latteria visinale, frutto di mele, la cipolla di Cavasso, l'Armo, arnica di Piancavallo, Tomadini, la pasta storica della provincia di Pordenone, Fito Garda, Mio Runner, i pub, Snoopy, Verde Sativa, Altur. Ecco, Altur ci ha dato una marea di disinfettanti per le mani, e il buon Zanetti che ci farà il pianto audio. Ma ringrazio Cesare Bertoia, il nostro sponsor tecnico Saucoli, l'azienda, la cantina, i Magredi. Ma la cosa fondamentale è chiudere con un messaggio che Magride dà. Magride è sociale. Ogni anno noi sai benissimo che facciamo un charity, raccogliamo dei fondi per darli in beneficenza. Quest'anno abbiamo scelto 2 associazioni, Drago Rosa Burida, e scusami se mi commuovo, sono tutte donne operate a seno che facendo canoa si permette a fare attività in modo che
sto liquido, sta linfa che si forma sotto l'ascella si possa distribuire lungo il corpo e smaltirla, perché sennò diventa come una gobba. Lo so perché la mia papà moglie fu operata di un tumore al seno e quindi conosco la materia. E quindi mi emoziona, e quindi noi gli siamo vicini, perché per noi hanno fatto una cosa bellissima, una chicca unica che non dirò fin al giorno della gara, e poi ne avrai un pensiero. E un'altra donazione sarà fatta a un nome inglese che io non so pronunciare, ti prego invito tutti ad andare al nostro sito nei Charity, dove c'è uno studio ancora in essere, non è ancora ben conosciuta questa malattia, che ragazzini di fino a 3-4 anni incominciano a non avere più, non possono camminare, non muovono gli arti, non riescono a parlare, e quindi ascoltano e rispondono con gli occhi e col sorriso. E c'è uno studio in America che lo stanno portando avanti. Quindi perché esiste McGride e cosa vuole lasciare McGride? Lo dice il titolo, McGride correndo per la vita. Quindi corriamo per la vita, perché l'uomo riuscirà a debellare e a battere questo virus. Quindi correndo per la vita in questa bella steppa. McGride 2020, 29 novembre. Ciao Igor, un abbraccio a tutti e grazie per avermi dato il vostro tempo. Grazie, hai concluso alla grande, andava bene così. Noi ti facciamo i nostri auguri, come struttura, come radio naturalmente ti siamo vicini, e ovviamente ancora tanti auguri e complimenti soprattutto a te e a tutti i tuoi collaboratori. Grazie ancora.